Ben ritrovati amiche e amici dell'atletica. Nell'accogliente parco al Ponte di Salta è tornato a distanza di 2 anni Memorial Giacomo Romano di corsa campestre. L'edizione numero 34 ha visto protagonisti i master che si sono giocati i titoli regionali e di società e le categorie promozionali per il trofeo Massimo Briginello. Organizzato dalla Libertas Grions Remanzacco con il patrocinio dei comuni di Povoleto e Remanzacco e del CONI e in collaborazione con la Regione Friuli, Venezia Giulia, la Proloco Salta e gli Alpini di Grions del Torre, il Memorial Romano ha accolto al via quasi 400 atleti. È stato un inno alla vita, uno spettacolo che mancava da 2 anni e che aiuterà a riprendere fiducia nel cammino verso la normalità. Nei master molte le conferme rispetto alla scorsa settimana, a cominciare da Fabio Stefanuti dell'Atletica Buia, vincitore degli M35 e anche del Memorial Romano, e proseguendo con Francesco Nadalutti della Sportiamo Trieste negli M40. Negli M45 Giuseppe Di Stefano della Edil Market Sandrin si è preso una pronta rivincita, così come Andrea Moretton dell'Atletica Aviano negli M50. Negli M55 vittoria di Moreno Clama della Carni Atletica, grande ritorno negli M60 di Marino Pros della Master Trieste, mentre Claudio Morasi della Edil Market Sandrin si è aggiudicato il titolo degli M65. Conferme infine per Sandro Marangone della Ialmico Corse negli M70 e per Sandro Urli di Montereale negli M75. Nelle donne Erika Franzolini della Maratonina Udinese non ha avuto rivali, battendo Samantha Mattiussi, Malignani Libertas nella F35. A lei è andato il trofeo nella Compagnon. Tutte confermate le vincitrici delle F40, F45, F50 ed F55. Jessica Calaz dell'Atletica Buia, Erika Bagatin della Maratonina Udinese, Valentina Bonanni dell'Atletica Bruniera Friulintagli e Marilena Dalanese del GS Livencia Sacile. Tra le meno giovani si sono imposte grazie a Bracchetti della Ialmico Corse nella F60, Rosanna Possagno nella F65 e Rossella Viol nella F70, entrambe dell'Atletica Aviano. Sentiamo alcuni dei protagonisti al termine della loro fatica. Niente, la gara oggi l'ho corsa forte fin dall'inizio, avevo alle calcagna dei mastini e sentivo il fiato sul collo, quindi per forza bisognava andare forte. L'ultimo giro sono stato sorpassato da Galasso, temevo di non tenere il suo passo, che sfuggisse, però poi sono riuscito a tenerlo e gli ultimi 800-1000 metri ho provato a controsorpassarlo e ad andare via. Lo sentivo in affanno e temevo che nel confronto testa a testa sul finale l'avrebbe spuntata lui, allora sono partito prima. È andata bene, non ha retto il mio passo e abbiamo tagliato il traguardo per primi. Un bel percorso, veloce, c'era molto vento che ho pagato, ma penso un po' tutti, ecco. Io personalmente oggi ero un po' stanca, tra virgolette, ho fatto abbastanza fatica perché sono un po' carica di allenamenti, però sono contenta di aver vinto e appunto come avevo già preannunciato sto preparando una mezza e quindi questi ritmi che sono un attimo più nervosetti li pago, ecco. Sì, ho voluto prendere la testa dall'inizio e fare la mia gara senza guardare nessuno, perché poi altrimenti poi rimango in gruppo e non mi trovo bene. Niente, spero finalmente che si possa ritornare alla normalità piena dopo questa pandemia, perché noi viviamo di questo, viviamo della corsa, quindi se manca questo a noi e manca tutto. Una gara molto veloce, io ho cercato di restare nel gruppo inseguitore, ce l'ho fatta e poi ho provato l'ultimo giro ad aumentare per provare a portarmi sotto e insomma sono riuscito a arrivare secondo a poca distanza dal primo. Soddisfatto della gara, anche perché mi considero un corridore di montagna e per me queste cose sono un po' più complesse, però sono riuscito a prepararmi bene e quindi soddisfatto.
Nelle categorie giovanili, che hanno rallegrato con la loro vivacità la ventosa mattinata, hanno vinto Cristina Treu, Malignani Libertas e Marco Pizzillo, Dolomiti Friulane nei ragazzi, e Aurora Del Rizzo, Libertas Casarsa e Matvei Callegaris, Fincantieri Varsila nei cadetti. Presenti alle premiazioni tra gli altri sindaci di Povoletto, Giuliano Castenetto, di Remanzacco, Daniela Brizz. Francesco Nardone, dopo la sua superba prestazione alla Maratona di Siviglia, ha ricevuto un presente da Venanzio Ortis, vicepresidente del Centro Provinciale Libertas Udine. Ha accolto l'invito degli organizzatori anche il plurivincitore del Memorial, Fabio Olivo. Il presidente della società organizzatrice, Cristian Cantarutti, ha riservato un riconoscimento a Battista Beltrame, silenzioso ed efficace collaboratore della squadra Libertas. Claudio, fratello di Giacomo Romano, e Glauco, uno dei figli, hanno consegnato i trofei al vincitore e alla vincitrice dell'edizione numero 34. I commenti dei sindaci Castenetto e Brizz e del presidente onorario Compagnon. Ascoltiamo. Da alcuni anni il Memoria Romano si svolge con grande soddisfazione nostra e immagino anche vostra su questo parco di Sal di Povoletto. La tua considerazione? Ma è una manifestazione importantissima, credo che sia dal punto di vista senz'altro dello sport podistico è la più importante che c'è sul nostro territorio, nella nostra zona. È una cosa importante, tra l'altro io sottolineo che è una cosa che non solo coinvolge Povoletto ma coinvolge anche Remanzacco, perché chi la organizza, la Libertas, ha sede legale a Povoletto e sede operativa a Remanzacco, quindi un esempio di fusione dei dirigenti e dei volontari che lavorano nello sport, che dà la possibilità a tanti ragazzi e a tante persone che magari ragazzi non sono più di fare sport, di fare poi tra l'altro l'atletica, che secondo me è lo sport per eccellenza. L'atletica rappresenta la regina degli sport e rappresenta il vero valore che lo sport ha. Noi speriamo il prossimo anno, così ho sentito i tecnici, questo mi dicevano, di rifare la gara, di fare la domanda di nuovo per avere una gara nazionale. Speriamo naturalmente nel vostro appoggio come sempre. Beh, il comune di Povoletto ci sarà senz'altro, immagino di poter parlare anche a nome del comune di Remanzacco, noi ci saremo perché le amministrazioni locali hanno bisogno di queste associazioni che oggi lavorano sul territorio, lavorano tra l'altro con poche risorse. C'è una difficoltà di tutti, ovviamente anche dei comuni, per cui quando si parla di risorse finanziarie è sempre una cosa abbastanza dura, però dico, se non ci stanno le amministrazioni comunali che danno una mano a queste iniziative, chi ci dovrebbe essere? Il volontariato è un valore aggiunto, la Libertas in questo caso è una delle associazioni che noi abbiamo nel nostro piccolo sostenuto e continueremo a sostenere. A tutti, è con grande piacere che ho partecipato adesso alle premiazioni di questo importante evento sportivo, che ancora una volta è stato curato nei minimi particolari dalla Libertas Grions Remanzacco, una grande realtà associativa del nostro territorio, che si occupa a 360 gradi dell'atletica in tutti i suoi vari aspetti. E io come sindaco sono molto fiera di avere questa nostra associazione che ancora una volta ha dato modo di mettere in campo le sue qualità, organizzando questo incontro sportivo, questo Memorial Romano, che ha visto una partecipazione molto importante. Stamattina ci sono stati giovani, adesso abbiamo altre categorie, e quando c'è giovani, quando c'è voglia di ritrovarsi in un campo, nei vari campi, attenzione perché qui insomma tutto il territorio è stato toccato dall'evento, c'è voglia di fare sport, c'è voglia di incontrarsi. Tanta gente oggi, e questo secondo me è un bel messaggio che vogliamo dare. La pandemia, questo Covid finalmente forse ci sta abbandonando, purtroppo ci sono altri problemi che stanno arrivando, però oggi è stata una mattinata all'insegna dell'amicizia, all'insegna dello sport, all'insegna di grandi valori. Angelo Compagnon, 34 edizioni e non sentirle. Beh, non sentirle ma apprezzarle, perché oggi ho visto un qualcosa che era da tempo che non vedevo, tantissimi ragazzi giovani e bambine con i genitori, e quindi diciamo che organizzare il Memorial Giacomo Romano per tanti anni ha un valore non da poco. La prima edizione
organizzata, è stata una sfida anche alla logica, perché il territorio del Grion si era già vocato per certe campestri, ma portarlo in segheria quella volta era stata già una sfida, con i ponticelli. Sì, è stata una sfida perché abbiamo inventato, forse copiando i 5 mulini di Milano, adesso non lo so, però abbiamo creato un riferimento nell'atletica, nella corsa campestre, nella società che vive tuttora, perché se abbiamo ancora i volontari, i dirigenti che riescono ad aggregare decine e decine, ma centinaia di giovani assieme ai genitori, vuol dire che la scommessa è stata vinta. C'è un altro aspetto che ancora non è stato pubblicizzato, ma probabilmente si realizzerà, perché c'è un entusiasmo particolare attorno a questa manifestazione, cioè riportarla a livello nazionale nel 2023. Ma io ho visto oggi, adesso stanno finendo i Masters, ho visto quella che è stata l'iniziativa giornaliera con i giovani e con la presenza. Abbiamo il dovere, io spero che qualcuno ci aiuti, che ci dia una mano, che comprenda l'importanza di riportare qui nel comune di Povoletto, attraverso la Libertas Grion-Remanzacco, una gara di livello nazionale. È il minimo che possiamo aspettarci nell'interesse di tutta la regione, non solo dello sport, delle famiglie e di quant'altro. Tu darai una mano? Ma io sono sempre in prima fila dal 72, quando ero giovane, non mi tirerò indietro finché potrò. Successo di presenze a Maiano domenica scorsa, dove nel parco urbano del Colle del Fum si sono ritrovati ben 323 atleti delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, per gareggiare nel cross organizzato dalla Libertas Maiano. In programma c'erano le gare dedicate alla prima prova del campionato regionale di società. La manifestazione era pure valevole quale seconda prova del 23esimo trofeo Massimo Brisinello. Ecco vincitrici e vincitori. Esordienti femminili: Viola Tassin, Libertas Friul Palmanova, Elisa Razem, Trieste Trasporti a pari merito. Esordienti maschili: Simone Mariuzzo, Atletica 2000, staffetta 3 per 1000 ragazze, Atletica Malignani Libertas Udine, Cristina Treu, Ambra Savorniano e Benedetta Burrino, staffetta 3 per 1000 ragazzi, Atletica 2000, Brando Gaetani, Pietro Ferri e Giacomo De Faveri. La prova individuale cadette ha visto il successo di Giada Gonano, Libertas Tolmezzo, davanti a Linda Minigutti, Libertas Friul Palmanova, e Maia Chiarotto, Podisti Cordenons. Nei cadetti si è aggiudicato la prova Lorenzo Perin dei Podisti Cordenons. Al secondo posto si è classificato Tommaso Gerbeck, Trieste Atletica, e terzo è giunto Marco Vallar, Atletica Dolomiti Friulane. Nell'organizzazione, assieme ai dirigenti e alla Libertas Maiano del presidente Luca Snaidero, hanno collaborato la squadra locale della Protezione Civile e il gruppo Alpini di Maiano. Presenti alle premiazioni il sindaco di Maiano Elisa Giulia De Sabbata, gli assessori Omar Vidoni e Fabio Martinis, il presidente della FIDA Ludine Massimo Patriarca, Venanzi Ortis per il centro provinciale Libertas, il presidente della SOMS maianese Lieto Molinaro e la responsabile della succursale di Maiano di prima cassa Valentina Nobile ed Elisa Lizzi. E questa è l'ultima notizia di stasera. Grazie per la fedele attenzione, arrivederci alla prossima settimana.